da rispondere, vero? Perché voleva cogliere in fallo, capisci? Non te... Se ti rispondi... Ti rispondi o no? Ah? Aricille, guarda. Ora pure dai perché non ti rispondi. Che dopo ne matte oggi è rosso, non calannare. C'è la festa da patrono, c'è una sacra. Sai, sembri io a carne viva, hai ragione, che hai un cervello lubile. E ora vedremo, ora ci chiamo. Venuto, che lo chiamo a carne viva. Chiddo! Ora vedremo se. Chiddo! Vedi dopo, dai, vedi, sembra che hai pensato. Oh! Salve, dalla redazione esterna il vostro Marco Chiddo e alle mie spalle Marte. Chiedo venia se per il frastuono perderete alcuni passaggi di quello che sto adesso per raccontarvi, ma la curiosità purtroppo ci ha vinti anche questa volta e ci troviamo partecipi, reduci dalla 2 giorni confiaccolata, della nota saga della martellata che ricorre ogni fine mese su questa meravigliosa collina marziana che vedete alle mie spalle. Vedete pure nel contempo anche una grande folla priva di alcun freno inibitore, con una voglia incontrollabile di scrollarsi di dosso ogni peso della trascorsa settimana lavorativa. Ma vedi, gente, ecco, questo è proprio il momento clou, dove ognuno... Ma lasciate che vi mostri che cosa accade. Se adesso l'operatore vuole seguirmi nell'inquadratura, ma scusate, la tentazione è troppo forte, io vado. Ma tu stai vedendo confusione, un sacco di cedelle, ma adesso posso dire, ma che mi fanno l'occhio? Ah? Dico, ma tu vedi che... Ah? Ma c'è un... Ah? Arilla una parola, chi? Non aiutami, con la faccia, dici né sì né no. Ecco come avete potuto vedere e sentire, grazie anche al nostro operatore Fido che ci segue sempre nelle nostre inquadrature, il divertimento qui in questo pianeta marziano non ha costi e non ha tempo. Ecco, vedete, c'era stata una girandola di forti emozioni che ha colpito senza scampo chiunque si è trovato lì a tiro. Beh, adesso però urge un meritato riposo. Certo che faremo al più presto nostra questa tecnologia. Da Marte e Chiddo per ora è tutti a voi la linea. Io non lo so. Che ti ci voleva mandare a te? E dopo per la festa, per la sagra, da si piglia una coppia di mattello? Perché sto non ci sta, vero? Sapevi cosa tu? Io ti fanno, ti ha ammicciato. Ti ha ammicciato. Destra, sinistra, senti, Casimiro, ecco, facciamo caselma, vai, attenti, munci praia, munci praia, mi sta venendo, Sgraziatomi qualche cosa mi viene a mia, tu mi fai pigliare qualche, ma a che ti viene qualche cosa, no? Sto telefonando al dietologo perché non ti sopporto più con questa dieta che ti hanno dato, non ti sopporto più. Un dietologo qui era, io non ti fo, la dieta mi ha dato. La fame la faccio io. Dottore, buongiorno. La signora Peppinella sono, sì. Chi deve andare in Sicilia, sì. Dottore, che vuoi fare con mio marito? Non funziona sta dieta, non funziona. Dottore, chi si sta mangiando intorno alle mura? Un salvaggio. Pasta niente, pane niente, zucchero niente. Ah, l'olio? Ma dottore, scusate. Ma l'ostia a chiesa ce la posso fare pigliare? Manco chissà. Dottore, ma scusate, io se muore, le scemonzioni ce la posso fare dare? Ah? Senza uoglio. Magari chissà, senza uoglio, ma detto senza crema, senza uoglio, magari senza uoglio, non c'è Pippo, com'è finita? E due peli sono. Giussi, 2 peli, una foresta questa è. Giussi, in onda! Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Qui Quo Quark. Ma un drogato, come prende il caffè? Con lo zucchero di canna? Ma un musulmano che ha problemi di memoria, secondo voi? Allah, Alzheimer? La vita è come una battaglia navale.
Oggi ci sei, domani F8, colpito e affondato. Questa sera questo e l'altro qui Quark. Se la museruola la mettiamo al muso, la cazzuola dove la mettiamo? Ma nella nostra rubrica anche tanti servizi. Linea al nostro inviato. Le telecamere di Quick Quark oggi vi propongono un'intervista esclusiva. L'uomo che ha sparato alla moglie per ben 37 volte, anche a distanza ravvicinata, senza mai colpirla. Ma mi faccia capire come ha fatto lei a sparare, ma non una e non due, ma 37 volte alla moglie, anche a distanza ravvicinata, senza mai colpirla? No, non me lo deve spiegare a me, ma gli spettatori di Quick Quark. Onestamente io non me lo so spiegare, proprio non me lo so spiegare. E anche per oggi è finita. Alla prossima puntata di Quick Quark, sempre qui, sempre con la vostra Giusy. Ciao! Angelino, dobbiamo fare il sponsor. Sponsor. Non mi correggi, il là io sono, tu sei e io. Ve la da scrivere tipo Vangelo. Va bene? Oh, Angelino, hai mai mangiato qualcosa che proviene da oltre regno, da oltre oceano, di fuori Catania? Certo, no, dobbiamo mangiare un cassato a casa Floresso. Io parlo di qualche cosa che viene da fuori, per dire da un altro stato del mondo. Ah, tipo, Angelino, ripeti con me. Vuoi dire addio alla mucca pazza? vuoi dire l'addio a mucca pazza? A salmonella ti pare in bisci? La salmonella ti pare capire? No! Ti pare un pesce? Ah, scusa, la salmonella ti pare un bisci? A salsiccia non t'appatisci? Ah, allora non ne capisci. No, dico, ripeti, a salsiccia non t'appatisci? Ah, ripete, la salsiccia non ti abbatisci? Spruzzo presenta i kebab che non sanno di kebab. Di che sa? Oh? No, ora vedremo i kebab che non sa di kebab. Vedi, spruzzo questo qua. Per farlo vedere a tutti, è un trame kebab. C'è già mezzino misto con kebab, perché spruzzo inventa la tua merenda. Con la T, perché deve fare rima. Hai capito? Tu hai mai assaggiato? Non ci tengo questo tanto. Lo devi assaggiare. Appena lo assaggi, non ti scogli più dalla tavola. Prego, lo assaggia. assaggiare io. È qua che l'assaggiare io. Ma non- perché? I sponsor non li paga. Vai, assaggia dal lato di spruzzo. Vabbè, Vai, non lo so apriti. io. Un bel mossicone e amo e il tuo buco nello stomaco non c'è più. Sai che c'è, no? Sta ridendo? E allora che fu? Mangiare la gatta. Io com'era? Come sapevo? Mi giurotto giù. Spruzzo presenta da non somministrare ai bambini sotto 12 anni e non lasciarlo mai a posto per la merendina. Mamma, ho fame, posso mangiare? E mangia, mamma. Ma com'è questa pasta? Non mi piace. Sì, Allora mi mangio la carne, ma è cruda. sì, Ma che sono patate queste? Che schifo, sono brutte. sì, Ma il sale gliel'hai messo, non sanno di niente. sì. Vabbè, niente, mi mangio i biscotti. Ma sono bruciati, dovevi toglierli prima. Tuo padre lo doveva togliere prima, tuo padre. Avanti, prego, si accomodi. Benvenuto a casa mia. Mi puggiassi in queste cose, che io poi mi porto già a banna. Grazie, grazie. Avanti. A mamma, questo qua è un signore che mi ha portato la frutta. Perciò cerca di fare l'onore di casa e fate amicizia, Io vado di là, lei che fa? Vuole un caffettino? Grazie. Se lo prende caldo. Amat, fai l'onore di casa. Va mi bene, raccomando. mammi, va bene, Cerchiamo mammi. di ingocchiare il meglio di più. Va bene, Avanti, mammi, prego, va bene, permesso, va bene. permesso. Ciao. Ciao. Come va? Ah, Potessi meglio. un attimo che io capisco, non capisci. Scusa, ma che cosa fai nella vita? Tu che cosa fai? La puma. Tutte queste cose. L'apa. Va bene, ok. Ma come ti chiami?
Giorgio? Giuseppe? No. Giulio. Giovanni! Ma Andi! Qua c'è il caffettino caldo. Si ingugnasse più là, ne faccia spazio. Avanti, mamma, come finio? Avete fatto amicizia? mamma, ma io non capisco! Non lo capisco, Pucciuri che parla, non capisco niente! Pucciuri, ci impinge la lingua, non ho capito niente! Ecco, ci impinge la lingua, ma chi sei da sonno? Chi sto da sotto? Gli aveva una lingua sporocchiata che fa favilli per le vendite, faville fa! Ma chissà, io una parola non l'ho capito, una! Niente, ora mi sporuglio io, senta! Lei che ci piace, i mascoli o i femmini? I femmine! I femmini! Fuori da casa! Fuori! Via! L'uccellino, paura! Spaventato uccello? Spaventato uccello? Non spaventato uccello? Spaventato uccello? Basta uccello! Ciao Si piace Carlo! uccello? Piacere di conoscerti! Piacere, madame, come stai? Tu avevi volto familiare! Sì, grazie. Com'è? Tutto bene? Non mi riconosci? Faccio fatica! Non provo a riconoscerti, ci provano lì. Fai uno sflozzo! Sei per caso Blonzo? Blonzo io? No, a me Blonzo non me lo dice nessuno. Sei per caso Principe Yamadoli? No, chi tu fai i polli? No, che c'entri? Io sono... Chi sei? Brucelè, il manganello del re. No, il re del manganello, insomma, che tu dai così. Wow. Vieni qua, madame, vieni. Poggia le tue ali tra le mie braccia, vieni. Tu sei un fiore, io sono una farfalla, no. Tu sei la farfalla, io sono un fiore, no. Tu sei un fiore e io sono il lapone. C'ho un pungiglione. Io so! Lo sapevo che eri tu, lo sapevo! Forse non ci siamo capiti! Tu puoi fare Bruce Willis, Bruce Lee, Bruce Harper di Olio e Becci, Bruschetta al pomodoro! Non ti voglio, Iuzzo! Non ti voglio, Iuzzo! Ma io non me lo sono messo mai. Non ti voglio! È un atto d'amore, ma come devo fare? Perché se mi visto l'infradito, ma che te chiede la parrucca? Ma che te 150 euro e 300 buono, come fai? Un minuto, lasci da pedare, come dici? Devo pensare, no, io già a cascare, io già posso io! Sei diventato scemo qui che mi devo dare un mazzo, Iuzzo! Arrivo, capo! Avanti, Angelino, sei servito. Vieni pure. Avanti, grazie. Senti, dopo, ti posso puntare una cosa? Certo, parla con me che il tuo segreto resterà un segreto. Ma donai, caccellella che mi viene appresso. Io non sei contento, buono ti fai zitto. No, picchino, mi viene appresso sulla mattina. Che c'entra sulla mattina, no? Io prima di venire a casa non passo da pescaria che mi ho fatto spesa. E allora? Per esempio, stamattina venne con mezzo chilo mascolino. Io non so. Prima a casa, ora già. Da onde? Do stipetto. E allora sono sicuro, no? Insomma, a sapere che la chiave sono un vivo, io ora mi resta aperto. Ah, e allora di chi ti scanti? Ma che lei è là che... Ah, no, non ti preoccuparti. Oh, ma non ci ride nulla. Ma che fai scherzi? Sono una tomba di cristiano. Avanti, vuoi dire, se saputo. Ciao, Beto, ciao, buona giornata. Ne vedremo. Oh, Lella, com'è? Ciao Toffolo, tutto a posto? A posto? Ma hai una fame? E di chi ti fa a cuore? Che ti posso vedere? Oggi mangiassi pesci! I mezzo chili mascolini. È un nuovo pigliore! Do stipetto di Angelino che non si chiude e resta petto. Ah sì? Io ora non faccio un giusci! Oh, non ci dirà nulla, ciuscia in silenzio. Silenzio. Se non fosse per mia che mantengo il silenzio.